È arrivata in porto stamani la nave Lampedusa, il secondo traghetto che coprirà la tratta Porto Empedocle-Lampedusa, ma c'è un problema affinché questa diventi operativa. Sì, noi stiamo ancora attendendo che ritorni disponibile il tratto di Banchina Sciangula dove normalmente dovrebbe operare questo traghetto perché è l'unico, oltre a quello dove già ormeggia la nave Sansovino, dove possa essere calato il portellone. Quindi in questo momento la nave è ormeggiata a una banchina non operativa per lei e stiamo comunque approfittando di questi giorni per iniziare da stamattina le nostre visite di sicurezza che prenderanno almeno un paio di giorni, che sono necessarie prima dell'entrata in servizio. Il peschereccio sequestrato occupa il posto da circa 2 mesi. Che possibilità ci sono che questo venga spostato? Ma noi abbiamo già segnalato la necessità di trasferire questo peschereccio alle competenti autorità, quindi alla Regione Sicilia che ha avviato questo servizio e alla Procura della Repubblica di Agrigento che ha convalidato il sequestro della Guardia di Finanza e ovviamente anche alla Prefettura. Quindi adesso noi siamo in attesa di ricevere notizie sull'eventuale disponibilità di questa banchina. Fino a che non sarà disponibile quel tratto di banchina, noi possiamo tenere comunque la nave in un'altra banchina non operativa. Nel momento in cui dovessero arrivare nave del Sale o del Petcock, che cosa farà la nuova nave Lampedusa? Ma nessun problema perché in quel caso noi possiamo far spostare temporaneamente in rada o in un altro posto non operativo la nave e far operare la nave che trasporta il sale o il petcock. Quindi al momento, ripeto, si tratta semplicemente di effettuare queste visite di sicurezza. Quindi l'armatore ha preferito trasferirla già in anticipo da Trapani a Porto Empedocle. Doveva essere operativa in realtà dal 1° gennaio. Sì, però negli ultimi giorni la nave comunque non era pronta a partire da Trapani, erano in corso delle altre visite di sicurezza da parte della Capitaneria di Trapani perché questa nave è stata a lungo fuori linea, quindi ha dovuto fare prima delle attività manutentive in cantiere. In realtà i posti in porto dove si può abbassare i portelloni sono solamente due. Sì, sono soltanto due, una è normalmente adibita all'ormeggio della nave Sansovino di Compagnia delle Isole, quindi ce n'è ancora un altro che è quello al lato opposto della banchina Sciangula, ed è quello di cui stiamo parlando, dove attualmente è ormeggiato il peschereccio sotto sequestro.